Le grandi navi devono passare fuori dalla laguna di Venezia e non avvicinarsi al bacino di San Marco. L'ultimo incidente avvenuto a Genova ha riacceso una polemica furente mai assopita, ma oggi tornata drammaticamente alla ribalta. Il portavoce del comitato no alle grandi navi è chiaro. Le grandi navi non devono stare certamente in bacino di San Marco, ma non devono stare neppure all'interno della laguna. Le soluzioni che caldeggiano l'autorità portuale e il sindaco non ci vanno bene né l'una né l'altra. Il sindaco Orsoni sottolinea che già l'anno scorso aveva chiesto che venisse attuato il decreto emesso dai ministri Clini e Passera, che sostanzialmente vietava il passaggio di grandi navi nel canale della Giudecca oltre i 40.000 di tonnellaggio, decreto sospeso. Sul transito delle grandi navi nel bacino di San Marco dice: ci sono dei limiti fisici oltre i quali non si può andare, al di là dei temi dell'inquinamento, del moto ondoso eccetera, ma non si può far passare un elefante per una cristalleria. Il primo cittadino veneziano è andato a Roma per parlare con il governo e trovare al più presto una soluzione. Innanzitutto entro breve verrà attivato un tavolo tecnico per discutere e trovare delle alternative. Poi la soluzione che verrà trovata dovrà essere discussa e certificata, dice il sindaco, dal Comitatone, l'organo politico e tecnico che presiede alle grandi scelte strategiche su Venezia. Scettico il portavoce del comitato. Devo dire che per l'esperienza che abbiamo non ci aspettiamo nulla di buono. Fra le soluzioni anche quelle del presidente del porto di Venezia Paolo Costa, che propone di far passare le navi da Malamocco fino alla stazione marittima scavando un nuovo canale. Io credo che la proposta abbia certamente un fondamento razionale iniziale condivisibile, cioè quello di farle entrare per il porto di Malamocco. Dopodiché la soluzione più semplice è farle fermare a Marghera, dove ci sono gli spazi per far fermare questi giganti. Scavare un nuovo canale, però, termina il sindaco, è un tema delicato sul quale bisogna riflettere. La battaglia sulle grandi navi è solo all'inizio ed il comitato promette nuove mobilitazioni.